Si chiude il convegno bolognese proprio a ridosso, in prossimità della prima corsa del grande convegno incentrato sul derby di Agnano, e la corsa è una condizionata valida come seconda tris per cavalli anziani, miglio per 13 dopo il ritiro di Upupamov. Questo lo schieramento: 1 Unico Como, 2 Umberto, 4 Valerias, 5 Very Good Sea, 6 Untouchable LG, in seconda linea 7 Uragano, 8 Aper FKS, 9 Vancouver Ongi, 10 Vandala Guapa, 11 Vaciglia, 12 Vento da Barco, in terza fila 13 Vortice Leo, 14 Vincent Moon. Favori netti per Valerias, numero 4 Cesare Ferranti in sediolo, macchina che lascia andare i concorrenti partiti. Veloci Uragano e Very Good Sea. Very Good Sea si avvantaggia su Valerias, sbaglia però Numero Very 5, Good Very Sea, e Good così SI, Valerias può scendere su squalificato. Umberto, mentre in terza posizione rimane Unico Como. Rimane invece al largo Vandala Guapa, serra sotto lungo la corda Aper FKS, mentre all'esterno è Vancouver Ongi, poi Vaciglia. Intanto 14-8 i 200 e quarto iniziale che se ne va nell'ordine del 33 con la netta favorita Valeria su 1,34 in chiusura di gioco. In testa su Umberto, in terza posizione alla corda è Unico Como, mentre al largo insiste Vancouver Ongi, seguito da Vandala Guapa e poi Vaciglia, anche Uragano per corsie esterne. 46,1 il passaggio ai 600, sta controllando Cesare Ferranti in sediolo a Valerias, all'esterno è sempre Vancouver Ongi che copre quasi interamente Umberto, si trascina Vandala Guapa, quindi Vaciglia e Uragano, in coda Vortice Leo. Intanto se ne va il chilometro, completato dalla testa in 1,16,7, sempre all'esterno Vancouver Ongi a ridosso di Umberto. Numero 13, La 13 Vortice squalifica per Leo, Vortice Leo, siamo squalificato. ora a 450 dalla conclusione, allunga in scioltezza ora Valerias, mentre Vancouver Ongi rimane all'esterno trascinandosi Vandala Guapa, lungo la corda c'è Numero Umberto 12 Vento da Barco, squalificato. e lungo la corda anche Unico Como. Completamento della piegata con Valerias che se ne sta andando dal gruppo e stacca sparando una frazione in 14,9, tanto le basta per guadagnare una quindicina di metri sugli avversari. La lotta è solo per il secondo posto, vittoria netta annunciata per Valerias e Cesare Ferranti. Il secondo posto sul palo se lo contendono Umberto e Vancouver Ongi, autore di una prestazione davvero notevole, tutta scoperta all'esterno fin dalle prime battute. 1,15,4 con 30 a chiudere, il raddoppio immediato per Cesare Ferranti che va a segno con Valerias, questa volta per il training di Max Castaldo, la quota al totalizzatore di 1,34. Andiamo a rivedere l'arrivo con Valerias che conclude isolata in avanti e per il secondo posto ci sarà una foto probabile. Vediamo, ecco i cavalli che arrivano praticamente sulla stessa linea, Umberto e Vancouver Ongi vicinissimi, poi al quarto Vaciglia. Quindi foto per il secondo posto, la vittoria invece non sfugge a Valerias, è tutto per il convegno odierno dall'ippodromo Arcoveggio. Vi ricordo che subito dopo la corsa l'agenzia ippica sul campo rimarrà aperta e ci sarà un aperitivo offerto agli spettatori.